Momenti concitati questa mattina in via Marquai a Casale d'Asolo. Uno studente diciottenne, Adel Alvarez, si è sentito male mentre si trovava in cucina. A trovarlo ormai incosciente il papà, che ha immediatamente lanciato l'allarme al suo M118. Il genitore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto è arrivata anche l'automedica con infermiere e medico di Pedemontana Emergenza e l'elisoccorso da Treviso con l'equipaggio completo che è atterrato in un campo vicino a via dell'Artigianato a Casale d'Asolo. Per 25 minuti medici ed infermieri hanno tentato di rianimarlo cercando di strapparlo alla morte. Purtroppo il cuore del diciottenne non ha più ripreso a battere. Ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso del giovane. Nell'abitazione, stravolti dal dolore il papà e la mamma, che si è sentita male ed è stata trasportata in ospedale. Il ragazzo di 18 anni, studente, originario di Santo Domingo, viveva in un'abitazione in un quartiere residenziale. La notizia ha subito iniziato a girare, la comunità, i vicini e gli amici del ragazzo sono sotto shock per questa tragedia.